Buonasera a tutti, benvenuti all'ippodromo del Savio di Cesena. Sono prossimi al via i partecipanti alla prima corsa, alla prova Gentleman di giornata, 4 anni, vincitori di 5.000 euro in carriera. 1 Dalida Ban, 2 Dubai Step, 3 Dozar, 4 Dora Pan, 5 Delistic, 6 Dio Maiutatar, in seconda fila 7 Delfo Digea, 8 Dinatà. Macchina che inizia ad accelerare, si ritrae dal 6 Dio Maiutatar, con cautela Delistic. Partiti con l'errore di Dubai Step e la velocità iniziale di Dozar e di Dora Pan, con Dora Pan che passa a condurre nei confronti Numero 2 di Dubai Step Dozar squalificato. e si installa al comando all'imbocco della prima curva. In terza posizione, filtrato bene Dinatà dalla seconda fila, che precede Delise TC, quindi Dio Maiuta Tar, poi ancora Delfo Digea e alla retroguardia estrema dovrebbe esserci Delfo DJ in ultima posizione, Dalida Ban in ultima posizione. 15 per i primi 200 metri di corsa e i 400 che se ne vanno in 37. Con all'avanguardia Dora Pan che guida il gruppo, dell'SDC che sposta all'esterno e risale sulla stoppata della leader che passa i 600 metri iniziali in poco meno di 47. Passaggio davanti alle tribune. Dora Pan in vantaggio, in seconda posizione Dozar, di fuori Delise TC, terza posizione allo steccato per Dinatà con accanto Dio Maiutatar e quindi Delfo DJ Dalida Ban. 1, 2 e 3 per il giro di gara. Lungo la curva di destra che viene affrontata per l'ultima volta non cambia nulla, con la battistrada che controlla le operazioni e l'avversaria Delise TC continua all'esterno, cerca ora di mettere pressione dopo il primo chilometro passato in 1.18 e 2. In vantaggio Dora Pan, di fuori Delise TC che prova ad intensificare l'azione, seguita sempre da Dio Maiutatar. La retta di là passata in accelerazione in 14.8, Dora Pan è in vantaggio, Delise TC è di fuori, poi Dio Maiutatar che scende in terza posizione allo steccato. Poi gli altri con al centro della pista Delfo Digea, retta arrivo con Dora Pan che si difende dalle offensive di Delise TC che prova a insistere, è in vantaggio Dora Pan, attacca Delise TC che sta passando, Dora Pan che prova a vendere cara la pelle allo steccato, Delise TC che si allarga un po', Delise TC che nel finale vince su Dora Pan al terzo posto, finisce Dio Maiutatar, 31 a chiudere, 1.17.2 la media al chilometro per la vittoria di Cristoforo Chianese in Salchia Delistic, Cristian Rizzo i colori della scuderia, Michales la vittoria della figlia di Bird Parker che gira di fuori a Dora Pan, la mette al tappeto nel finale. Dora Pan che si deve accontentare del secondo posto, al terzo finisce a grande quota Dio Maiutatar, la vittoria per Cristoforo Chianese in Salchia Delise TC.